Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Tele Alto Veneto. In apertura alla cronaca da Vicenza e province. Cominciamo proprio con la notizia di un bengalese di Valdagno che per anni ha picchiato a sangue mogli e figli. Pretendeva 45.000 euro per averli portati in Italia finché sono intervenuti i carabinieri che lo hanno arrestato. La cronaca dei fatti. I 37 attivisti che ieri sono entrati nel cantiere del Dalmolina sono stati denunciati per introduzione clandestina in area militare e danneggiamento. Già questa sera però i ribelli tornano in piazza. E adesso qualcosa di più leggero, la Festa delle Marie, uno dei momenti più attesi del Carnevale di Venezia, è giunta alla sua 19ª edizione. Oggi ad una emozionate, le 12 Marie del 2010 si sono presentate alle nostre telecamere. E con queste immagini si chiude il nostro telegiornale. Grazie, arrivederci alla prossima edizione. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Tele Alto Veneto. In apertura, come di consueto, la cronaca da Vicenza e provincia. Questa sera parliamo di un ingente traffico di auto di lusso fra la Pedemontana e l'Est Europa. Questa mattina all'alba 11 perquisizioni fra Treviso, Belluno e Vicenza. Guardate. E non si peraccolano le accuse che i no al Dalmolin rivolgono a ragione ditte appaltatrici che stanno lavorando nel cantiere dell'aeroporto vicentino. State rovinando la falda, dicono, se continuate così rimarremo senza acqua. I dettagli nel prossimo servizio. Da un mese mistero sulla sorte di un giovane di Conegliano dipendente di una banca di San Fiora e da cui sono scomparsi 100.000 euro. Primato tutt'altro che invidiabile, per questo domenica prossima si chiuderà l'intero centro alle auto, ma non tutti i trevigiani sono d'accordo. CGIL, CISL e UIRL chiedono al prefetto di convocare il Consiglio territoriale dell'immigrazione, ma non sosterranno la giornata di sciopero. Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Tele Alto Veneto. In apertura la cronaca da Vicenza e province. Proprio a Vicenza la Marosticana è una strada battuta dalla criminalità, in particolare i bar con le slot machine sono i più colpiti. La scorsa notte i carabinieri hanno arrestato 2 slavi sorpresi in un ristorante dove avevano manomesso l'antifurto. Sentite. Sequestrato l'assessore di reparto, la clamorosa ma pacifica protesta dei lavoratori della Tecmec di Noventa di Piave, che tra l'altro contribuì a realizzare il ponte di Calatrava a Venezia. Le immagini. La giunta comunale vuole rilanciare soprattutto d'estate le piazze e Prato della Valle con musica all'aperto e più tavoli all'esterno dei bar, soprattutto in Prato, ma non tutti i padovani sono d'accordo. Sentite, non ci sono notizie dell'ultimo minuto, grazie per averci seguito e arrivederci.